La Feldi Eboli conosce la sua prima sconfitta nel derby campano contro la Sandro Abate, vittoria che rilancia il team di Basile in chiave Final 8. Il Meta Catania piega una L84 reduce da 5 risultati utili prima della sfida del Pala Catania, con il solito decisivo di Gianluca. Il Napoli passa 4-1 a Manfredonia, cogliendo l'11° risultato utile di fila. L'Ecositi Genzano saluta Riccardinho e Mancuso e passa 3-2 a Pesaro. 3 punti di platino per la Roma 1927 Corsara Orte, ancora di più per il Came Treviso. La rete di Saccone nella ripresa è pesantissima nello Sky Match tutto Veneto contro il Vinumita di Petrarca. I trevigiani in un colpo solo agganciano la Fortitudo Pomezia, ripresa sull'1-1 a Cosenza dal Pirossigeno, eppure uno Sporting Sala Consilina ha sconfitto 2-1 al Benevento, che conquista i primi 3 punti made in Fausto Scarpetti. La classifica: Feldi Eboli 30, Meta Catania 29, Napoli Futsal dei Cositi Genzano 26, L84 Torino 23, Roma 1927 22, a 18 il Sala Consilina, la Fortitudo Pomezia e il Came Treviso, a 15 la Sandro Abate e il Vinumita di Petrarca, ad 11 il Pirossigeno Cosenza, a 10 Active Network Vita Service Pesaro, a 9 Vitunano Drugstore Manfredonia e GG Teamwear Benevento. Queste le sfide del prossimo turno: i Cositi Genzano, Vitunano Drugstore Manfredonia, L84 Torino Pirossigeno Cosenza, Napoli Futsal Came Treviso, Sandro Abate GG Teamwear Benevento, Active Network Meta Catania, Fortitudo Pomezia Sala Consilina, tutte su YouTube, su Vivo Azzurro Vinumita di Petrarca Vita Service Pesaro, su Sky Sport Roma 1927 Feldi Eboli. Alza il pallone verso Galletto che lo mette giù, poi tocca per Ghi e passa in vantaggio la Sandro Abate con il gol di Ghi. Può ripartire Ghi subito, chiuso Liberti, ci prova col mancino, ribatte Galletto, ancora Feldi con Calderolli, salva Parisi e poi sfonda la porta per l'1-1 Francesco Liberti. Altro pallone alzato sempre verso Ghi, che questa volta la schiaccia, deviazione sulla traversa e sulla ribattuta arriva Pina che riporta in vantaggio la Sandro Abate. Pina ha spazio davanti a sé, Pina di punta, salva Montefalcone, ma il pallone diventa buono per Galletto che fa 3-1 Sandro Abate. Chiede un fallo di mano, non c'è per gli arbitri, riparte la Sandro Abate. Pina tocca per Botta, Botta al centro e arriva il gol di Di Luccio. 4-1 Sandro Abate. Calderolli, Barra, palla dentro, Liberti e gol. È 4-2 il gol di Liberti. Liberti, palla per Ugherani che segna il gol del 3-4. Attenzione al movimento, la parata, il gol, è in vantaggio la L84. Immediatamente dopo appena un minuto il gol di Rescia. I virus di stagione si fanno sentire. Podda! Michele Podda, proprio lui. Salomone dentro, Pulvirenti. La Meta Catania va in vantaggio. Provvidenza gonfia la rete. Il capitano. Attenzione, pallone dentro, il pareggio della L84. Anche qui in maniera fulminea. Ancora da Vavà, chiuso da quella parte, Borruto bene con l'esterno, 1-2 con Duarte, calcia Borruto, la sblocca nell'ultimo minuto e il Napoli è in vantaggio con Titi Borruto. Serve Vavà per Borruto, cerca ancora Vavà che col piettone la mette sotto l'incrocio. Dopo tante occasioni del Manfredonia il Napoli colpisce nuovamente, la firma stavolta è di Vavà. Si può andare per questo calcio di punizione, parte Murgo sul secondo palo dove c'è Lucio che deve solo appoggiare in porta il pallone dell'1-2, il Manfredonia dimezza lo svantaggio. Parte Borruto 1 contro 1 con Mazzella che non riesce a trattenerlo, calcia Borruto, la mette sotto l'incrocio, quando si accende fa gol. 3-1 per il Napoli che torna nuovamente più 2. Borruto intercetta ancora, può prendere nuovamente la mira, cerca la porta, arriva la tripletta di Borruto, massimo vantaggio per il Napoli, 3:35 da giocare e 1-4. Si libera del pallone Badai,
Wittig libera spazio, Barrichello forse se lo prende, senza forse se lo prende tutto quanto. Matteus Barrichello è lui il capocannoniere, 13 gol in campionato, 1-0 Italservice. Taborda lascia lì per il sinistro da parte di Micheletto che in maniera chirurgica fa 1-1. Forse non l'ha vista partire, ricordi, poco male, 1-1. Alla fine punizione per l'Eco City. Taborda, lo sguardo direttamente verso la porta sul secondo palo, arriva il 2-1 del Genzano con Fusari. Micheletto recupera, Barrichello altrettanto fa sul contropiede del Genzano. Barrichello per Patias, ruggisce il Palamega Box, 2-2 Patias, primo gol in maglia biancorossa per lui in questa stagione, 2-2. Sempre Taborda, Micheletto. I fischi del Palamega Box, Fantasele, De Oliveira, deviazione! De Oliveira e il gol dell'ex a 2-10 dalla fine, 3-2 per il Genzano. Recuperare qualche punto alle prime in classifica, la conclusione e arriva subito il gol di Isgro. Bravo Isgro a capire tutto, a ripartire, e già dall'altra parte Isgro, pallone per Fortino e fa 2-0 della Roma. Caverzan, Cesaroni, pallone in mezzo, Ducci, pallone che termina in rete. Ramon rischia, qui si alza la sfera e perde l'attacco di Arillo che si gira bene, ancora Arillo lo ferma, Titon, poi il gol di Arillo che trova l'1-0 con la palla che si è insaccata dopo anche una deviazione credo di De Crescenzo. Lolo Suazo, Volonnino torna proprio da Lolo, Titon sullo splendido assist di Lolo Suazo, il pareggio del Benevento con la rete di Titon Jefferson. La palla per Arillo che corre, Arillo, Diaz, la sterzata, Diaz, riparte Titon che fa correre Ramon, c'è anche Volonnino servito, Volonnino, Titon, la palla resta lì e il gol di Titon che fa esplodere il pala Tedeschi. Cerca di trovare Aubo, Bueno punta sull'occhio di destra, passa molto bene su Anderson Cabeza che in questo momento è l'anello debole della retroguardia rosso-blu, e qui c'è una grandissima giocata da parte di Lorenzo Bueno che porta in vantaggio la Fortitudo Pomezia. Parte Anderson Cabeza sotto le gambe di Gattarelli, ha pareggiato la Pirostigeno Cosenza. Alex provato dalla lunga distanza, ancora il break da parte di Giappa, il pallone resta lì ed eccolo qua il gol che sblocca definitivamente il derby. Matteus Sacon si è avventato sul secondo palo e a 7:52 passati alla Camel Treviso.